Ha invaso la corsia opposta, colpito probabilmente da un malore al volante, ha urtato un'altra auto, poi si è schiantato contro un palo dell'illuminazione. L'incidente ieri sera alle 20:30 lungo il Terraglio a Mogliano Veneto, vittima un anziano di 80 anni del posto, Sergio Gionco. All'arrivo dei soccorsi il pensionato era già morto. Non è escluso che a stroncarlo sia stato proprio il malore. L'episodio nel tratto in cui il Terraglio prende il nome di via Marconi. Stava a malapena facendo buio a quell'ora. Gionco stava rincasando alla guida della sua Fiat Panda in direzione Mestre, quando ha improvvisamente perso il controllo dell'utilitaria sbandando verso sinistra. Sulla corsia opposta sopraggiungeva un'Opel Astra condotta da una donna di 49 anni, anche lei del luogo. Le due auto si sono lievemente scontrate, poi la Panda è finita contro il palo dell'illuminazione. Illesa la conducente dell'Opel, mentre sulla salma dell'anziano, recuperata dai vigili del fuoco, ricomposta in obitorio, la procura potrebbe decidere di far eseguire l'autopsia.